oggi ho incontrato il prefetto Cuttaglia, il prefetto di Venezia, perché all'interno di una serie di visite che stiamo facendo come parlamentari veneti presso le prefetture per renderci un po' conto della situazione dell'immigrazione e quindi di come viene affrontato il problema, delle criticità che ci sono e in sostanza appunto per prendere conoscenza di questa realtà di come viene affrontata. Allora, è inutile dire che il problema c'è, è grave, però è anche vero che è un problema che viene fortemente montato comunque dai mass media, cioè fortemente il problema c'è da una parte, ma dall'altra viene anche gonfiato, amplificato dai mass media e mi viene da dire anche per motivi e anche con grande probabilità per motivi politici, cioè questo è un tema che va molto per la Lega, ok? E lasciatemi in questa considerazione, ogni punto in più che va alla Lega magari è un punto che si erode in qualche modo al Movimento 5 Stelle. Quindi questo è una situazione e anche è spazio che viene tolto, no? Cioè, quando si parla di immigrazione, ma Salvini eccetera, viene dato molto risalto alla presenza in TV. Ora, al di là, noi sappiamo che siamo tra di noi, quindi possiamo dircelo, potremmo dirlo anche se non fossimo tra di noi, che comunque il tema è molto diciamo combattuto all'interno del movimento, ha avuto spinte, no? La famosa votazione sul reato o meno di immigrazione eccetera, però di fatto noi abbiamo delle proposte che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle e che vengono pochissimo amplificate, diciamo, e diffuse dai canali di informazione e che in parte vengono riprese, sono le stesse che a distanza di un anno e mezzo di quando sono state proposte si stanno perseguendo, cioè il discorso di suddividere tra tutti i paesi dell'Unione Europea il carico dell'immigrazione è un qualcosa che noi diciamo, ma diciamo non così, ci sono atti parlamentari che parlano chiaro su questo tema ed è una cosa che invece si sta discutendo da quando c'è stato l'episodio della foto del bambino siriano e quindi c'è stato un po' un voto di coscienza, adesso già si sta tornando molto indietro su questo tema, no? C'è un po' questa cosa. Ovviamente se invece questo tema fosse stato affrontato in maniera fin da subito, in maniera chiara, approfittando anche del semestre di presidenza europeo, sicuramente il problema che abbiamo adesso non sarebbe così emergenziale e così pressante. Allora, la situazione che mi ha esposto il prefetto Cuttaglia è questa, che c'è una convenzione tra Stato, regioni e enti locali per cui la suddivisione degli arrivi deve essere fatta su base della popolazione. Quindi in Veneto arrivano tot immigrati perché in base alla popolazione veneta, a Venezia nello specifico ne sono destinati 8.600 in tutta la provincia di Venezia, da dividere in 44 comuni. Attualmente i comuni che danno la disponibilità nell'accoglienza sono 11, quindi sicuramente i comuni che in qualche modo fanno di una bandiera il fatto di rifiutare di ricevere
di negare l'accoglienza a questi immigrati, di fatto vanno a far ricadere maggiormente il problema sugli altri, amplificandoli, quindi creando delle situazioni che vengono indicate come problematiche, ma sono problematiche prima di tutto perché non c'è questa, tra virgolette, accoglienza diffusa. Allora, da un lato, ovviamente, qual è la posizione appunto del Movimento 5 Stelle? Un'azione verso l'alto, cioè verso l'Unione Europea, che abbia quella funzione di comunità e quindi che aiuti a affrontare il problema anche aprendo una disponibilità, e questo calerebbe già il carico. Proprio ieri c'è stata una votazione al Parlamento Europeo in cui si è deciso di trasferire 40.000 rifugiati che sono in Italia, diciamo, distribuirli maggiormente tra tutti i paesi dell'Unione Europea. In questa cosa il Movimento 5 Stelle è stato capofila e favorevole comunque a questa azione. Dall'altra il problema si affronta come d'altronde lo sta affrontando Mira. Da questo punto di vista l'amministrazione 5 Stelle di Mira è una buona pratica, un'ottima pratica di trovare una soluzione ovviamente razionale. Poi ci sono situazioni esagerate e critiche, ma è il prefetto stesso che le riconosce. Sono quelle che si sono verificate a Eraclea quest'estate e a Cona. A Cona c'è un centro di raccolta, Cona ha una frazione imponente di 200 abitanti e ci sono 250 migrati. È ovvio che una situazione del genere rischia di diventare esplosiva, no? Perché non c'è una proporzione tra quello che è la popolazione locale e quella dei cittadini, e quello che è il carico di rifugiati che vengono accolti. Però questa è conseguenza anche di quei comuni a cui si dice tu dovresti prendertene 20 e non si prendono neanche quei 20 che bene o male sarebbero facilmente gestibili, e quindi questo fa ricadere il problema su tutti gli altri. Quindi questa è la situazione che ci ha esposto il prefetto, ripeto, lodando in più di un'occasione l'atteggiamento dell'amministrazione di Mira per come sta fronteggiando la cosa. Addirittura poi siamo andati anche a visitare 2 centri che ci sono a Mira, e addirittura per dire, no, cioè quando si dice i cittadini non vogliono eccetera, addirittura di fronte a un centro che si chiama Casa Colori, i cittadini che abitano di fronte hanno dato un pezzo di terra perché potessero farsi un orto. No, cioè, queste cose dimostrano che in qualche modo quando c'è un minimo di informazione, ovviamente altra cosa che fa Mira è appunto fare degli incontri con i cittadini. Lunedì ci sarà un incontro per appunto in qualche modo incontrare la cittadinanza e spiegare come l'amministrazione sta affrontando questo problema. Il paradosso appunto che come Movimento 5 Stelle già con una risoluzione di dicembre 2014 approvata si prospettavano delle soluzioni come quella di cercare il più possibile di trasferire l'individuazione o l'accoglienza eccetera nei paesi di provenienza tramite ovviamente gli organi UNHCR, gli organi ONU eccetera, per appunto spostarli il prima possibile rispetto alla filiera dell'immigrazione, che poi porta anche quindi al traffico di migranti eccetera, quindi alimenta la criminalità eccetera. Questa ripartizione di quote e la revisione del trattato di
regolamento di Dublino, che comunque prevede che l'immigrato rimanga nel paese in cui viene identificato. Allora questa cosa ovviamente porta alla non identificazione e quindi a un minor controllo dei flussi in arrivo, perché se io sono in qualche modo vincolato a tenere l'immigrato che ho identificato, cercherò di identificarlo, magari identificarne 2 su 3, e poi c'è quello che scappa, quello che no, perché tanto si sa che molti, in particolare diceva il prefetto Curtaia, siriani e eritrei sono i primi che hanno già i loro canali e che già si spostano verso la Germania o comunque verso i paesi del nord Europa, quindi anche l'apertura, diciamo, della Merkel, noi no, sì, noi siamo disposti a accogliere i siriani, in realtà sono i siriani che già di fatto vanno lì, e mi diceva che rispetto al regolamento di Dublino è solo la Gran Bretagna che lo applica e che quindi poi eventualmente vi rimane indietro, quindi evidentemente c'è comunque una capacità di accoglienza che viene attuata. Il paradosso della posizione del Movimento 5 Stelle è che la stessa mozione che fu approvata a dicembre del 2014 ad aprile del 2015, riproposta praticamente con lo stesso schema, è stata bocciata dalla maggioranza. Quindi ci sono queste cose perché evidentemente politicamente non si voleva dar atto di una situazione che si stava già creando e che era quella appunto di un'accoglienza diffusa, e riconoscere che la soluzione in realtà veniva dalla proposta originale, se non mi ricordo, Movimento 5 Stelle. Per cui questa è un po' la situazione. A Milano ci sono due centri, abbiamo visitato 2 centri, uno che ha circa 25 rifugiati, l'altro è proprio nuovo, nel senso che sono arrivati 25, sono una famiglia, 21 donne e 3-4 bambini, sono proprio lì arrivati da pochissimo, e quindi noi abbiamo assistito oggi anche da parte degli operatori, i mediatori culturali e gli operatori che ovviamente gestiscono questa situazione, che sono quelle cooperative che di fatto vincono gli appalti della prefettura. Ora, sulle cooperative noi abbiamo tutti in mente la famosa dialogo, Scarminati, eccetera, sul fatto che l'immigrazione è il nuovo. Ovviamente lì vanno distinte le realtà che sono controllate, che sono... Non ce ne sono. Non ce ne sono. Non ce ne sono cosa? Le cooperative sono tutte uguali. Sono tutte uguali. Vabbè. Queste sono valutazioni pesanti. Cioè io non credo che una struttura societaria, lavorativa in sé abbia in sé quella sì. Cioè come dire, i partiti hanno in sé, cioè come si sono sviluppati in Italia i partiti hanno in sé quel marcio che poi noi andiamo a combattere. Non è che da Costituzione italiana il marcio dei partiti. Lì il problema è che in realtà c'è stata l'apertura, e anche dalla politica eccetera, di far infiltrare queste realtà di questo tipo di situazioni. Dopo si può discutere, e su questo sono una porta aperta, su come dal punto di vista legislativo si creano dei varchi per agevolare queste situazioni. Questo è il problema, cioè il problema è che dal punto di vista legislativo, invece che opporsi o comunque creare degli argini a queste situazioni, in realtà si va in direzione di favorirle e di omettere qualsiasi tipo di controllo
che possa in qualche modo impedire. Questo mi sento di dire. Cioè, dopodiché parlando col prefetto, sorge anche un problema di preparazione, cioè molte delle cooperative sono nate per fare altre cose e quindi c'è un'improvvisazione, quindi c'è anche un problema di questo tipo, cioè non ci sono le professionalità per affrontare in maniera seria questo fenomeno. Questo è quello che dopo, ripeto, se vogliamo, se ci vuoi portare degli elementi, immagino. No, io avrei alcune domande adesso da fare e comincerei subito, perché il problema non è soltanto quello dell'accoglienza dei profughi. Metto subito in campo che io non vorrei nemmeno le frontiere, per cui per me non è un problema dell'accoglienza, poi non dovrebbe neanche esistere questo problema. Però queste persone qua dovranno fare qualcosa, perché arriviamo al punto dell'accoglienza e fin qua ci fermiamo, ma dopo cosa fanno questi? Perché a me è successo, per dirti quest'estate che ho viaggiato parecchio, di trovarmi gente ferma, ragazzi in mezzo alla strada, sulle piazze, così, che chiedono la carità e tutto. Cioè, come gestiamo? Perché non è soltanto il problema di trovare un posto dove mettere queste persone, e va benissimo il discorso dell'accoglienza diffusa, questi devono essere inseriti nella società, avere un lavoro, andare a scuola, cioè c'è tutto un sistema che deve andarci dietro. Noi siamo in grado di gestire sta roba? Dobbiamo essere in grado da una parte e dobbiamo anche verificare chi ha diritto ed è giusto che rimanga sul suolo europeo piuttosto che italiano e chi in qualche modo no. Questo comunque. Partiamo dal presupposto che noi dobbiamo accoglierli, io neanche non metto in dubbio il fatto che dobbiamo o non dobbiamo accoglierli, però secondo me lo scoglio vero di tutto questo, gli altri sono sistemi, come dividerli e tutto un po' alla volta le cose in un modo o in un altro andranno sistemate, però lavorativamente, cioè uno alla fine ha anche bisogno di avere da me va benissimo se uno secondo me pigliasse i suoi soldi e potesse vivere tranquillamente, ho un'idea di mondo un po' alternativa anche, però nella realtà è che è necessario che una persona possa alzarsi la mattina, andare al lavoro, portare a casa i suoi soldi, mantenere la sua famiglia, pagare il suo affitto e tutto. Questa è una cosa che noi come società, perché noi vediamo le persone che non lavorano, adesso non sto facendo un discorso di italiani, no, cioè, ma sto proprio facendo un discorso di disoccupazione che c'è così alta. Come possiamo affrontare tutto questo? Cioè con il sistema paese che abbiamo noi adesso siamo in grado di affrontarlo? Allora, da un certo punto di vista sicuramente questo è un discorso ovviamente che non è che risolviamo qua, ma che implica questioni di anche politica estera che vanno, nelle quali l'Italia deve prendere delle posizioni evidentemente più chiare, cioè nel momento in cui c'è la guerra in Libia, nel momento in cui tutti questi interventi militari, no? Sono tutte cose che poi scatenano questi fenomeni e noi andiamo a tutelare gli interessi nazionali o meno, come è successo in Libia, economici, no? Trascurando poi le conseguenze di queste azioni. Quindi da un punto di vista di politica estera c'è questo, cioè tu devi innanzitutto trovare il modo di affrontare a monte il problema, cioè riuscire tramite rafforzando la cooperazione internazionale, riuscendo veramente non a creare situazioni in cui ci sia il dittatorello che fa comodo, eccetera, no? E questo è un aspetto. Poi in realtà anche queste realtà di accoglienza, se gestite in un certo modo, posto che comunque, per esempio, questi famosi soldi, no, sono cose che sono
soldi destinati dall'Unione Europea per questo tipo di accoglienza, in qualche modo, perché poi c'è il problema, no? La stessa assessora di Mira diceva sì, noi ci va bene, accogliamo eccetera così, però poi io ho la difficoltà della persona sfrattata, della persona che non arriva a fine mese eccetera, e di giustificare, no, che in qualche modo queste persone le accogliamo in questo modo e invece i cittadini li lasciamo così. E dal prefetto stesso veniva questa cosa, cioè diceva, guarda, cioè, se ci fosse un po' di inventiva e di intelligenza da parte dei sindaci, invece che opporsi, potrebbero riuscire in qualche modo a gestire sia da un punto di vista occupazionale, cioè dire questo comunque sono la gestione del luogo dove vengono ospitati eccetera, la cooperativa che ha bisogno di soggetti, che può essere un'occasione per il territorio in cui arriva questa realtà, ospitare lavorativa, riuscire a trovare una piccola percentuale che possa ricadere anche a favore dei cittadini stessi. Cioè, questo lui diceva come qualcosa che ovviamente non lo può mettere nero su bianco, perché acquista profili da Corte dei Conti, per intenderci, però che in qualche modo attraverso l'attività che può fare, cioè che può comunque assumersi la cooperativa o comunque il soggetto, che può essere anche il comune stesso, cioè anche il comune stesso può prendersi in carica e poi essere lui il primo attore che poi eventualmente, cioè, e poi avvalersi di soggetti privati per la gestione pratica, ok? Cioè sia chiara questa cosa, noi abbiamo una realtà in cui avvengono questi bandi da parte della prefettura, si presentano, sono sempre sotto dimensionati dal punto di vista delle comunque del numero di soggetti che si propongono rispetto alla loro richiesta, ok? Quindi non mi sembrerebbe che ci sia questa corsa all'accaparrarsi, perché è comunque difficile da gestire. È una bomba. Esatto, no, ma parlo anche da parte dei privati, cioè probabilmente diventa una ricchezza, una fonte di ricchezza dove c'è tutto un tessuto politico, imprenditoriale, eccetera, colluso, che riesce in qualche modo a farne una ricchezza di questa cosa. Dove le cose funzionano più o meno bene, non c'è tutta questa volontà e desiderio di mettere sulla cooperativa, ci mettiamo in tre che andiamo a aprire un centro in Italia, e anche Renzi ha sempre avuto comunque un atteggiamento passivo rispetto all'Unione Europea e a questo tipo di problemi, cioè ha sempre subito in qualche modo le imposizioni sui vari campi, cioè vedi le difficoltà sul made in nascono tutte, no, da impostazioni comunque non europee che non valorizzano il luogo di produzione ma la qualità dell'oggetto in sé, che non è in sé un concetto sbagliato, cioè dire io non voglio discriminare una produzione rispetto al luogo, però se il luogo di produzione diventa in sé un valore aggiunto per il prodotto, nel momento in cui tu mi metti questo tipo di regolamento mi ammazzi e mi vieti addirittura di dirlo, cioè di dire questa è una cosa che è prodotta da me in questo luogo, e mi metti in condizioni di non poter competere e di non valorizzare un valore che in realtà io ho. E questi sono tutti quegli aspetti
Allo stesso modo, appunto, Dublino 3, piuttosto che appunto l'inesistenza, in questo periodo si è votato ieri e si sta discutendo su questa cosa, di una ridistribuzione di questo problema in tutta Europa, è quello che ha creato poi perché l'incidenza sulla popolazione è bassissima, cioè 8.000 su 800.000 più di 800.000 che sono gli abitanti della provincia di Venezia. In emergenza, stiamo parlando di emergenza, non è, cioè, concrete di creare posti di lavoro, cioè tutta la filiera delle energie rinnovabili, per esempio, quella è una realtà che il governo Renzi sta veramente massacrando e che in realtà potrebbe veramente creare molte opportunità. Tutta la questione, se non è attuale, quella del dissesto idrogeologico, per esempio, quindi di piccole opere diffuse che fronteggiano questo problema piuttosto che le grandi opere che sappiamo, eccetera, no? Cioè, non è che non ci siano da questo punto di vista delle proposte, almeno da parte della qua, ma non pensiamo che la legge speciale sia la pancia di tutti i mali, anche perché bisogna vedere se ci sarà una legge speciale. Cioè, il problema anzitutto è questo. A inizio mese abbiamo avuto un incontro, come molti di voi sanno, perché poi è stato dato risalto sui giornali, con il buon sindaco Cognaro, che ha invitato tutti quanti, tutti i parlamentari veneziani, comunque amici di Venezia, per esporre il problema che sappiamo un po' tutti. Lui ha fatto un conto dei finanziamenti di legge speciale dal 95 al 2004 e dal 2005 al 2014 e ha detto: signori, rispetto allo stanziamento del primo decennio, di quel decennio, noi avanziamo dallo Stato 1 miliardo e 250 milioni di euro. Quindi questi sono i conti della serva che ha fatto, cioè ha preso la media degli stanziamenti nel primo decennio e ha detto: rispetto al primo decennio, nel secondo decennio non sono stati dati 1 miliardo e 250 milioni di euro. Quindi questo è un punto. L'altra questione è che questi soldi devono venire con erogazioni costanti, cioè il problema che dà anche la legge speciale e che comunque è stato riscontrato è che queste erogazioni negli anni hanno fatto sempre calando, però non è stata una certezza che desse modo alle amministrazioni, che dia modo alle amministrazioni di programmare una qualsiasi attività legata alla legge speciale. Okay? Noi abbiamo portato come contributo, poi fattibile, non fattibile, ognuno ovviamente ha le sue idee su questa cosa, abbiamo portato come contributo una proposta che era comunque il programma elettorale nostro comunale, e cioè quella di arrivare a poter destinare l'1% dell'IVA e poterlo destinare alla città per le finalità, diciamo, previste dalla legge speciale. In particolare Brugnano ha detto: signori, noi abbiamo proprio detto terra a terra, abbiamo usato questo termine, quelle paline che stanno marcendo, tra poco avremo dei pali galleggianti per Venezia e noi non abbiamo i soldi per affrontare questo tipo di problemi. Perché? Perché, lo sapete meglio di me, gran parte delle risorse che erano destinate per Venezia sono finite nel Mose e non sono state riconosciute quelle risorse che invece servivano per la manutenzione ordinaria che ha in particolare la città degli edifici
In realtà l'esito di quell'incontro, c'è chi dice, anche perché magari leggendo sui giornali non si è concluso niente, e un po' finiscono un po' così queste riunioni. Quello che è stato comunque deciso è di cercare di fare un'azione parlamentare coordinata e quindi trasversale. In questo senso, voi sapete, non è facile per noi questa cosa, perché vuol dire comunque coordinarci con gli altri per arrivare a questo tipo, cioè a ripristinare in qualche modo degli interventi per Venezia. Sul piatto cosa c'è? Da un lato c'è la legge speciale. Ora, il problema è di una legge, signori, è che ci vuole una capigruppo una riunione dei capigruppo in Senato o alla Camera che abbia la volontà e che ritenga prioritario dal punto di vista politico mettere all'ordine del giorno una cosa come la legge speciale per Venezia. Ora vi rendete bene conto che in un Parlamento che è di fatto commissariato, che va avanti semplicemente come dire, sancendo quello che il governo stabilisce per decreto legge, perché è questo quello che è la realtà che abbiamo di fronte, la via della legge speciale può venire intrapresa, ma avrà pochissime possibilità di successo. E quindi l'altra possibilità è quella di cercare di intervenire in legge di stabilità di anno in anno. È quello che si è fatto fino adesso, in qualche modo con le pressioni più o meno, o in legge di stabilità o comunque in interventi allora. Quello che ha ottenuto, diciamo, Molinari in maniera molto, da dire, come dire, teatrale, ecco, era in qualche modo, cioè lui è riuscito in questa operazione teatrale a scaricarsi un po' le spalle della responsabilità, perché in qualche modo ha chiamato tutti noi parlamentari veneziani di fronte a queste difficoltà dicendo: guardate che se non mi date una mano e Venezia versa nelle condizioni in cui versa, la responsabilità è anche vostra. E quindi si procederà su questo doppio binario, che uno è quello della legge speciale con le difficoltà che vi ho detto, e in sede alla quale noi potremo fare anche le nostre proposte, come quella famosa dell'IVA da un lato, dall'altro ci sono le proposte di mettere un ticket di entrata a Venezia, eccetera, e dall'altra comunque cercare di intervenire con le leggi di stabilità. Il problema della legge di stabilità è che per legge sono vietati interventi localistici o microsettoriali. Non so se in realtà no, perché per Venezia per esempio si è intervenuti in altri decreti, perché 2 anni fa era prima il Salva Roma che poi non ha decaduto. Questo tipo di input comunque mi è servito, cioè, mi serve per il lavoro, cioè se mi arrivano degli input dal gruppo veneziano o anche da altri gruppi, insomma, su questioni su cui lavorare, ben venga, da altri input più istituzionali in realtà, perché per esempio da Confesercenti Nazionale mi è stato posto per esempio un problema molto settoriale sul turismo, sull'antincendio, sulle situazioni delle strutture antincendio degli alberghi,
altro annoso problema, eccetera. E là si prova a portare la questione, è stato comunque riaffrontato in commissione, eccetera, che sono cose molto tecniche che a una lettura superficiale qual è la situazione? Che ci sono delle norme veramente esageratamente stringenti rispetto alle misure antincendio degli alberghi, d'accordo? Che di fatto che devono essere applicate non solo in fase di nuova struttura o ristrutturazione, ma anche in caso di strutture esistenti, che sono oggettivamente difficilissime, e è 20 anni che c'è questa situazione, non è mai stata affrontata e risolta se non tramite proroghe di in anno in anno, esatto, le 1000 proroghe, si prorogava l'applicazione di quella norma di anno in anno con modulazioni, eccetera. Questa situazione di fatto si è trascinata e adesso in un periodo che anche di crisi crea ovviamente delle grosse difficoltà agli americani. Allora noi come Movimento 5 Stelle inizialmente cioè non la soluzione, ma si interveniva dicendo no, basta proroghe, c'è una norma, o la si rispetta o la si riforma. La proroga è una presa in giro, perché tu in qualche modo mi fai una legge ma mi dai uno strumento per non osservarla, per non applicarla, e quindi per 2 anni circa, cioè per 2 interventi di 1000 proroghe, noi facevamo un soppressivo di questa cosa qua, no? Poi in realtà vai a confrontarti in maniera più approfondita con questa realtà e il problema è molto più complesso. Il problema è che in Olanda la tolleranza, cioè il limite che viene ritenuto accettabile di rischio è di un morto su 1 milione di un morto per incendio su 1 milione di ospiti, e in Italia già con la situazione che abbiamo attualmente è di 1 su 1 miliardo, e si vogliono però aggiungere ulteriori vincoli, no? Cioè, quindi ci deve essere un equilibrio tra quello che è la richiesta normativa di sicurezza e quello che è la sostenibilità economica e anche la realtà di rischiosità oggettiva, insomma. E quindi un altro tema che mi è stato posto è quello della direttiva Bolkestein rispetto ai dopo noi facciamo 2 parole. Io ho parlato con Ivan della Valle, che sarà lui a finire giustamente lui che così, e quindi da questo punto di vista c'è più input, ovviamente parlando di territorio, di Venezia, più input io ricevo con la capacità ovviamente di carico che posso avere rispetto anche all'attività che è quella ordinaria di commissione, dialogo, eccetera, e più ovviamente si può provare a intervenire, a dire qualcosa, a studiare una soluzione o una posizione del movimento che magari non è immediatamente applicabile, ma lo potrà essere più avanti. Per cui sì, tornando alla questione della legge speciale, questa è una cosa che appunto è riconosciuta trasversalmente da tutti, insomma, nessuno ha messo in dubbio questo. Il problema è che abbiamo, allora, parliamoci chiaro, cioè i parlamentari, la classe dirigente del PD veneziana è più facile che Renzi venga convinto da Brugnaro a fare qualcosa che non dalla classe. No, perché è il suo candidato.